Nella domenica nera della Marina italiana, anche a Porto Empedocle, si sono vissuti momenti di paura per via di due navi mercantili che hanno avuto difficoltà ad entrare in porto a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Si tratta della Hussein Akil, proveniente dalla Turchia e diretta in Tunisia, e della nave Smirna, 93 metri di lunghezza, battente bandiera, Vanuatu. L'imbarcazione carica di fertilizzante con 14 membri d'equipaggio a bordo era partita da Annaba in Algeria ed era diretta in Turchia. La Capitaneria di Porto Empedocle, dopo aver raccolto l'SOS, ha assegnato un punto di Fonderrada e ha monitorato la situazione per ogni necessità. Ieri, in una giornata caratterizzata da forte vento, con raffiche fino a 30 nodi e mare forza 5 da sud-ovest, due navi mercantili che erano in transito hanno avuto difficoltà, sono state assistite via radio dalla Capitaneria, abbiamo fornito il punto di Fonderrada in modo da dare un ridosso. Una di queste due navi poi nell'arco della giornata voleva anche entrare in area portuale, ma dietro consiglio del pilota del porto abbiamo evitato questa manovra molto pericolosa con quelle condizioni meteo marine avverse che avrebbero potuto portare magari a qualche problema nelle manovre all'imboccatura. Stamattina, essendosi attenuate le condizioni, una di queste due navi riuscirà a entrare attorno alle 12:30 e riuscirà a fare rifornimento di viveri e a dare un po' di riposo all'equipaggio. Come mai avete scelto di non farla entrare? Beh, perché le condizioni in quel momento sconsigliavano assolutamente, date le fortissime raffiche di vento. La nave, anche se piena, aveva un carico di tondini di ferro, non era in grado di manovrare in assoluta insicurezza, data l'esiguità del personale a bordo, soltanto 8 persone, e quindi pur con l'aiuto del rimorchiatore e del pilota sarebbe stata una manovra caratterizzata da un elevato pericolo. Quindi, non essendoci un immediato pericolo per le persone a bordo, abbiamo preferito aspettare fino ad oggi, confidando sull'attenuazione delle condizioni meteo marine.